Buongiorno, ben trovati telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica anche per questo giovedì 30 maggio con il Veneto che si è risvegliato nell'orrore di una notizia che sconvolge, l'ennesimo femminicidio, quello che ieri vi avevamo raccontato come un suicidio, un gesto volontario per quanto eclatante, è un femminicidio. La svolta nella notte. Questa ragazza che vedete, Giada Zanola, commessa di origine veneziana, 33 anni, è morta ieri appunto in A4 dopo essersi schiantata al suolo, lanciata a questo punto dal compagno dal cavalcavia. Una volta al suolo, una volta a terra, è stata appunto travolta dai veicoli in corsa, in particolare un camion. Una scena straziante che per l'appunto all'inizio era stata in qualche modo così descritta come un suicidio, un gesto estremo, un gesto volontario, chiamatelo come volete. Nella notte è la svolta, perché appunto gli inquirenti hanno voluto vederci chiaro e hanno capito che c'era qualcosa che non tornava, che questa giovane coppia aveva avuto una lite particolarmente cruenta, e che al termine di questa lite, al culmine di questa lite, l'uomo avrebbe gettato la donna, la compagna con cui aveva un figlio di appena 3 anni, l'avrebbe lanciata da questo cavalcavia che vedete all'altezza di Vigonza. Noi chiaramente siamo pronti a entrare in diretta con Vigonza, con la nostra Chiara Gaiani, questione di pochi attimi, di pochi minuti. Chiara Gaiani che ha anche intervistato le prime persone, i primi vicini di casa, ovviamente sotto shock. Una notizia davvero brutale che sta aprendo tutte le pagine online dei siti, non solo di cronaca locale ma anche nazionale, così l'ANSA.it. Questa è l'apertura quindi del nazionale: donna buttata giù da un ponte sulla 4, uccisa dal compagno. Vi dicevo l'orrore che ancora una volta coinvolge la nostra regione. Ore che tra l'altro sono segnate anche da un'allerta meteo, l'ennesima allerta meteo da ieri in verità, ma in queste ore, nelle prossime ore, le condizioni sono date in peggioramento. La pioggia è battente, è già battente in parecchie aree del Veneto, lo vedrete anche dai diversi collegamenti che avremo con il territorio. Pioggia quindi che ha iniziato a scendere abbondantemente su tutto il territorio regionale, dove tra l'altro è ancora in corso la conta dei danni del maltempo delle scorse settimane. C'è un'allerta gialla da parte del centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto. Tra l'altro fra poco ci collegheremo anche con i colli della Prosecco, con Valdobbiadene in particolare, dove ci sono delle frane attenzionate. Un'altra notizia di cronaca ci porta invece a Venezia dalla nostra Ilaria Marchiori, che si trova con Simone Merlo per parlare di una raffica di furti. Sono stati individuati, se non sbaglio, e arrestati i colpevoli, presunti colpevoli. Parliamo di furti ai danni delle aziende a nord-est. È così, Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno a te Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. E proprio come hai anticipato tu, questa mattina su delega della Procura della Repubblica di Venezia, i carabinieri del nucleo investigativo di Venezia hanno eseguito queste ordinanze di custodia cautelare nelle regioni di Lombardia, Veneto, ma anche in Romania. Si tratta di 7 persone di origine rumena che a vario titolo sono responsabili
responsabili di furti aggravati commessi appunto in varie aziende del nord-est. Stiamo parlando del periodo che va da febbraio a novembre 2022 e che riguarda proprio le province di Venezia, Padova, Vicenza, Cremona, Mantova, Bergamo e Reggio Emilia. Avrebbero messo a segno 23 furti, di cui uno tentato presso vari depositi di magazzini, soprattutto di abbigliamento e accessori firmati, tra l'altro provocando un danno che attualmente è stimato intorno a 1.130.000 euro, dunque una cifra decisamente importante. Quindi sono state deferite all'autorità giudiziaria poi 3 persone, di cui 2 indagate perché hanno solamente partecipato ad alcuni di questi episodi con ruoli marginali e un terzo invece per il reato di ricettazione continuata. Cosa è successo però nel frattempo mentre i carabinieri indagavano? Che dopo l'ultimo furto messo a segno 5 di queste persone sono rientrate nel proprio paese d'origine, di conseguenza è stato emanato un mandato di cattura internazionale, quindi c'è stata una collaborazione proprio con le autorità rumene e quindi poi sono stati appunto arrestati nella località. Le persone che erano rimaste sono invece poi state portate rispettivamente nel carcere di Bergamo e in quello di Venezia Santa Maria Maggiore. Ilaria, io ti ringrazio davvero anche perché in questi giorni tra l'altro stiamo parlando tantissimo di furti, non solo in abitazione ma proprio ai danni di attività commerciali, di attività industriali. Tu stessa te ne sei occupata nell'ultimo periodo. Parliamo di una situazione comunque grave anche in provincia di Venezia. Sì, infatti è proprio così, ormai succedono quasi, sono episodi che accadono quasi all'ordine del giorno, però c'è anche da dire che ultimamente vengono anche presi e scoperti in poco tempo, quindi le forze dell'ordine riescono a lavorare e c'è da dire che una grandissima mano la danno anche le numerose telecamere di videosorveglianza che sono state posizionate in varie zone, sia qui a Venezia che in terraferma e anche nella zona della Riviera del Brenta, quindi è un colpo che si dà a questi episodi di criminalità, riuscendo poi comunque a trovare i responsabili di questi furti. Assolutamente, Ilaria, io ti ringrazio, grazie a te e Simone Merlo, chiaramente buon lavoro. E io vi mostro ancora dei titoli dei giornali nazionali online relativi alla notizia del giorno, l'orrore che coinvolge ancora una volta il Veneto, donna caduta dal ponte sull'autostrada e travolta dalle auto, non è suicidio ma femminicidio, arrestato il compagno, così la Repubblica appunto IT e ancora il Corriere della Sera, Padova, 33enne precipita dal cavalcavia sopra la 4, uccisa dalle auto, fermato il compagno sul corpo, ha dei lividi, il giallo delle ultime ore. C'è poi ovviamente il Gazzettino del Nord-Est, donna precipitata dal cavalcavia della 4, svolta clamorosa, è stata uccisa dal compagno, voleva lasciarlo e aveva paura di non rivedere il figlio di 3 anni. Anche questo un ulteriore dettaglio. È chiaro che adesso la vita privata di questa coppia è ai raggi X, si cerca una spiegazione, anche se una spiegazione non c'è a questa tragedia, non ci sono altre parole. È intervenuto nelle scorse ore anche il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, che in un primo momento non solo ha espresso sconcerto ma anche il cordoglio alla famiglia della vittima. In attesa di collegarci con Chiara Gaiani, che si trova per l'appunto a Vigonza, andiamo avanti con la cronaca. E a proposito di furti vi parlo di una rapina, scoperto mentre sta cercando di rubare della merce da MediaWorld, aggredisce l'addetto alla sicurezza, un 24enne della Guinea, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Padova. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per rapina.
mattina. Lo straniero stava rubando dallo scaffale espositore 3 casse, 3 cuffie Bluetooth, nascondendole all'interno dello zaino. Mentre stava uscendo è stato scoperto dal vigilantes che è stato aggredito in maniera anche abbastanza grave. L'intervento dei carabinieri dopo pochi minuti ha portato all'arresto dell'uomo, per l'appunto un 24enne della Guinea. La merce rubata è stata recuperata e consegnata così dunque al Media World di Padova. Sempre nel Padovano, guai per un locale etnico del centro. Chiuso per 30 giorni un negozio etnico in Riviera Businello a Padova, sorpreso a vendere birra a dei minorenni. La polizia padovana ha notificato al titolare dell'esercizio commerciale in centro a Padova il provvedimento disposto dal questore Marco Dorisio. Sabato 22 maggio, infatti, anche a seguito delle segnalazioni dei residenti giunte in questura, gli agenti, dopo un breve appostamento, hanno scoperto il titolare del negozio, un cittadino del Bangladesh del 96, vendere lattine di birra a 3 ragazzi di 13 e 14 anni. Dopo aver identificato i minori, la squadra amministrativa ha controllato anche l'esercizio, trovando prodotti scaduti e levando multe per un importo di quasi 2.000 euro. Oltre a questo, i poliziotti hanno notato un incessante via vai di giovanissimi che cercavano di entrare nel negozio ed esistevano solo alla vista delle forze dell'ordine. Per la vendita di alcolici il proprietario è stato deferito all'autorità giudiziaria. Così dunque a Padova, mentre a Vicenza tiene banco il dibattito sulla questura e sul fatto che sia stata l'ultima in Italia, in tutta Italia, per numero di nuove assegnazioni. A difesa del ruolo e della necessità degli agenti in città si mobilitano sia politici che categorie. Fa il punto la nostra Luisa Bertini. Tema all'ordine del giorno qui a Vicenza è il nodo relativo alla questura per l'assegnazione di soli 3 agenti, per cui la questura di Vicenza è risultata l'ultima appunto per il numero di assegnazioni di agenti in tutta Italia, 3 agenti, uno dei quali destinato alla polizia stradale a fronte di 22 pensionamenti previsti. Ovviamente in questi giorni c'è stata una levata di scudi, se ne è parlato in Consiglio Comunale, così come i parlamentari vicentini hanno presentato le loro interrogazioni, anche levata di scudi da parte delle categorie economiche che sul tema chiedono si faccia squadra. Tema relativo alla sicurezza per il quale abbiamo sentito anche i cittadini. Sentiamo le voci raccolte da Daniele Garbin. Vicenza merita decisamente di più in termini di sicurezza. È questo il giudizio che accomuna i cittadini che abbiamo sentito, perplessi per la magra assegnazione di soli 3 nuovi agenti di Polizia di Stato alla questura, numeri decisamente inferiori alle attese anche solo rispetto alle altre province venete, come i 36 nuovi agenti che saranno assegnati a Padova e a Verona e i 52 di Rovigo. Siamo nel quartiere Stadio, nei pressi dell'edicola rapinata qualche mese fa da balordi armati di mazze da baseball. Qui i residenti e commercianti chiedevano più pattuglie di forze dell'ordine nelle ore serali e di primo mattino. La mattina presto col buio, con poca gente che gira, poco traffico. Questo è l'orario principale, insomma, che dovrebbe esserci più attenzione. E quindi servono gli agenti di polizia? Servirebbero, sì, certamente. Vicenza sicuramente merita un po' più di sicurezza e un po' più di vigilanza, perché sì, no, ci sono delle situazioni da tenere decisamente sotto controllo. Sì, c'è bisogno di molti più agenti, perché veramente sono pochi. Loro, quei pochi che ci sono, fanno, ma purtroppo... Perché ultimamente c'è anche un po' più di degrado, si vede rispetto a qualche anno fa. E la presenza di agenti è necessaria, non sono troppi? Certo, è sempre necessaria. La sicurezza prima di tutto per i cittadini. Da 3 a 20 e quando che dovevano essercene 20 in più, chiaramente la proporzione e la delinquenza sta aumentando, la paura dei cittadini in effetti sta aumentando. Quindi è opportuna quella serie di interrogazioni parlamentari a destra e a sinistra che chiedono al governo il cambiamento di questi parametri? Beh, chiaramente avevano promesso che c'era un aumento di personale e l'aumento non si vede. Quindi sia da una parte politica che dall'altra ci dovrebbe essere quell'interessamento che possa focalizzare
questa esigenza o emergenza, meglio dire, perché poi io abito su via Borgo Casale, in fondo è una via particolarmente sotto questo aspetto rischiosa. Perché poi questa cosa che è successa al giornale è roba da ragazzi, non è una cosa, e hanno bisogno di soldi, però è giusto che arrivino le forze giuste a Vicenza, anche soprattutto per la città dell'oro. Ecco, siamo pronti per andare a Vigonza per questo terribile femminicidio. Vedo la nostra Chiara Gaiani. Chiara, raccontaci tutto. Cristian, buongiorno ai telespettatori con le immagini di Andrea Benetti. Tra l'altro stiamo lavorando anche in condizioni piuttosto difficili perché davvero c'è un'acquazzone violentissima in questo momento nella zona. Vi farei vedere subito le immagini del mazzo di fiori che la vicina di casa di Giada Zanola e Andrea Favero ha portato questa mattina. Un mazzo di fiori semplici raccolti dal giardino per ricordare questa coppia. Una notizia che è scoppiata come una bomba qui in via Prati, dove in effetti la coppia non era molto conosciuta, ma dalla vicina di casa sì, e poi avremo modo di sentirlo. Che cosa è accaduto? La svolta clamorosa è arrivata nella tarda serata di ieri, alle 3:30 di ieri mattina, quindi nel cuore della notte di mercoledì, dalla cavalcavia che vedete alle mie spalle, l'aggrato un'altezza di circa 2 metri. Giada Zanola è caduta sull'asfalto della A4. In questo momento l'autostrada non è molto trafficata, ma nel cuore della notte ovviamente le auto erano in un numero minore. Prima è stata 2 auto sono riuscite a schivarlo, un mezzo pesante invece purtroppo avrebbe travolto il corpo trascinandolo sull'asfalto, e avrete modo di vederlo dalle immagini che vi proporremo anche nei servizi di questa sera. Ancora visibile la chiazza di sangue di Giada Zanola. 34 anni lei, 39 anni lui. All'inizio gli inquirenti, polizia stradale di Padova e Venezia, poi anche la squadra mobile avevano pensato ad un gesto volontario. Che cosa è cambiato nel corso della giornata di ieri? Gli agenti si sono insospettiti perché il compagno di Giada Zanola, Andrea Favero, tra l'altro tenete conto che la coppia è mamma e papà di un bambino di 3 anni che frequenta l'asilo qui a Vigonza, avrebbero notato gli agenti dei segni di colluttazione sulle braccia di Andrea Favero, quindi del compagno della donna. A quel punto l'interrogatorio si sarebbe fatto più fitto, l'uomo avrebbe rilasciato prima le prime dichiarazioni con parziali ammissioni agli agenti, per poi anche rilasciare alcune dichiarazioni al PM Giorgio Falcone. L'uomo è stato portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato nella tarda serata di ieri. Qui davvero nessuno voleva credere a quanto era accaduto. La coppia si era trasferita in via Prati circa 1 anno e mezzo fa. Prima abitavano a Stragia, da Zanola di origine bresciana, lui vigontino di origine, ma poi aveva lasciato il paese. Lui camionista, lei commessa. Allora vi farei sentire le voci di alcuni vicini che abbiamo raccolto con Andrea Benetti stamattina. Signora è sconvolta? Sì, sono sconvolta perché erano 2 persone molto tranquille, molto socievoli, solari e a disposizione se avevamo bisogno noi di qualcosa, e a volte ci chiamavano se avevano bisogno loro. Però questa cosa qua mi sconvolge perché non pensavo una cosa simile, non pensavo accadesse una cosa simile, no, perché appunto non ho mai sentito litigi, giocavano col bambino, con i cani. Avevano anche loro amici che giravano, per cui questa cosa mi ha sconvolto. Una disgrazia grande, ma non si sa se si è accaduto su, e so dice così, ma che sia sta proprio io. Pare di sì. Non siamo d'accordo? Mamma mia, una roba grande. 2 persone, 35 anni che va. Signora, li conosceva i vicini? No, perché sono da poco che erano venuti a abitare qua, quindi io non li conoscevo personalmente, ecco. Deve passare?
A volte sì, con il cane magari passeggiavano con il bambino, però di più non saprei cosa dirgli, insomma, ecco. Ha sentito questa cosa? Pare che lui l'abbia buttata giù, è stato fermato. Ho sentito, però non saprei, cioè è una cosa troppo brutta e non saprei nemmeno cosa dire, ecco. Mi dispiace soprattutto per lei e per il bambino che adesso è da solo, senza genitori, ecco. Le indagini ovviamente vanno avanti, ci sarà da capire come ha fatto Andrea Favero a lanciare il corpo della compagna da questa grata. L'altezza è impressionante, circa 2 metri, ci sarà da ricostruire soprattutto il perché. Nel comunicato diffuso dalla Polizia di Stato in accordo con l'autorità giudiziaria si parla della disperazione di Andrea Favero, i continui litigi degli ultimi mesi l'avrebbero fatto sospettare, insomma, che la compagna volesse andarsene, temeva di non poter più rivedere il figlio di 3 anni. Litigi continui di cui cercheranno ovviamente testimonianze gli investigatori per capire che cosa possa essere accaduto. L'avete sentito nelle interviste, una coppia che sembrava una coppia normale con un bambino piccolo che stava ristrutturando un'abitazione che era diventata di proprietà. Abbiamo visto anche i 2 cani nel giardino dell'abitazione, i 2 cani a cui erano probabilmente molto affezionati, un pastore tedesco ed un husky. Davvero una tragedia enorme che ha colpito per la prima volta il comune di Vigonza. Nell'edizione di questa serie vi faremo sentire anche il primo cittadino sotto shock come tutta la comunità. Direi, Christian, che per ora da Vigonza è tutto. Ringrazio Andrea Benetti per la collaborazione tecnica. Da questo cavalcavia, del cavalcavia teatro, di questa terribile ennesima tragedia che ha visto la vittima, come vittima una donna, io ti restituisco la linea. Grazie Chiara, se possibile ritorneremo da te nel corso di questa prima edizione, perché parliamo per l'appunto di un caso davvero sconcertante. Avete visto le immagini, una vicenda incredibile che va chiarita e decifrata, ma vi dicevo in apertura di questa edizione che sono ore nuovamente complesse per il Veneto, alle prese con una nuova allerta meteo che è stata diramata nella giornata di ieri dal centro della protezione civile regionale. Parliamo di allerta gialla per buona parte dei bacini, allerta gialla dal punto di vista idraulico. Questo significa che piove, lo avete visto già nei primi collegamenti con i nostri inviati, ma piove sul bagnato, perdonatemi la battuta, che battuta non è, piove su un territorio ferito come quello della Marca trevigiana, in particolare dei colli del Prosecco. Lì si trova la nostra Edi Caliman con Nicoletta Rizzetto. Edi, buongiorno. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Come vedi e come hai ben detto tu, piove e piove molto, ha appena smesso, sta ancora piovendo, però l'intensità della pioggia era tanta. Nicoletta aveva appena ripreso i cartelli segnaletici che segnalano una frana poco distante da noi, una frana, l'ennesima in questo territorio. Io sono in compagnia di Cristian Tessaro, che presento, coordinatore AVAB di Valdobbiadene. Buongiorno, intanto perché ci troviamo in questo territorio così fragile? Buongiorno cari telespettatori, sono Tessaro Cristian, come mi ha presentato la signorina qua siamo su una zona che da novembre ci dà tanto lavoro notturno, diurno, per il discorso delle frane. Le frane si stanno portando avanti perché giustamente piove tutto il giorno, abbiamo avuto 2 giorni di stop col discorso che è venuto fuori il sole e è tornato a piovere, come vedete siamo già zuppi bagnati. È un territorio infatti che aveva già un terreno estremamente bagnato, molto pesante. Noi ci stiamo avvicinando con l'aiuto anche delle riprese di Nicoletta a una frana che fa paura. Sì, questa frana qua è una delle frane quelle più significative perché è più vicino alla strada, però come vediamo qua abbiamo
messo in sicurezza la provincia, siamo sempre sorvegliati qua con un discorso di Fregonese Luciano, che è il nostro sindaco, e la Madalosso architetto, che è di ufficio tecnico, e stiamo sempre qua al discorso che siamo sempre in collegamento proprio per tenerle sotto d'occhio. Le frane sono sorvegliate giorno e notte anche quando non piove. Adesso stiamo a vedere qua il discorso che questa è quella più significativa. Ne abbiamo tantissime qua frane sul territorio. Speriamo che torni il bel tempo e ci lasci anche un po' respirare, che anche gli operai possano fare i lavori per la messa in sicurezza totale di queste benedette frane. Infatti le piogge previste per oggi e per domani non fanno star tranquilli. No, perché difatti hanno detto che oggi pomeriggio è già la notte, chiamano pioggia forte, più che sia la giornata di domani, che è la giornata quella più alta, e quindi va a fare pressione sulle nostre frane. Questo è il discorso, che è la cosa più pericolosa. Infatti ci stiamo spostando, Christian, sempre con l'aiuto di Nicoletta, appena qui sulla curva. Siamo anche in una strada molto stretta, piena di curve, però di fatto una strada trafficata. Abbiamo visto prima al nostro arrivo che è una strada che anche i cittadini utilizzano molto. Come il territorio sia fragile, questa è una delle ennesime frane, ci diceva lei, Christian, piccola, però insomma sempre da attenzionare. Sì, questa è piccola, ma anche questa significativa. Se vedete qua hanno fatto tagliare, Fregonese ha fatto tagliare tutta la parte, quella del versante del bosco, che andava a far carico sul discorso, lasciando i tronchi che possano vedere, se si vedono che stanno buttando fuori le polle, quelle nuove. Non hanno tolto i tronchi per lasciare le radici sotto, per tenere, perché il castagno è un albero molto che tiene e fa molto radice, quindi sono stati curati. Questo è grazie a Fregonese, che hanno fatto tutto questo bel lavoro, però... Quindi c'è la manutenzione, si sta giocando in prevenzione, ma una prevenzione che non basta di fatto. No, non basta di fatto, no, perché il lavoro deve essere sempre continuativo, per il discorso di mettere più in sicurezza che si può, perché la gente che deve passare per la strada deve essere in sicurezza totale. Però raccontiamo anche di un territorio molto fragile. Sì, perché questa qua è un territorio che c'è poca roccia su questa zona qua, è più terra e quant'altro, e quindi logicamente diventa molto franoso. Le piogge insistenti stanno bagnando sotto il fondo, e quindi logicamente è come si bagna sotto i piedi e automaticamente si cade a terra. Si parla di sicurezza dei cittadini, sicurezza delle persone, tutela del territorio, ma soprattutto danni economici. Sì, qua ci sono tanti danni economici del sistema qua, purtroppo bisogna mettere in sicurezza, però qua la provincia, questa qua è la strada provinciale 36 che da Guia porta a Miane, è località Madean, e quindi logicamente qua si devono anche interessare anche un po' il discorso di proprietari di mettere un po' in sicurezza, perché il sindaco c'è, però non è che ci possa essere dappertutto. Voi come AVAB come riuscite a intervenire? Noi come AVAB, appena cade giù un albero, io ho già le squadre sempre progressivamente sempre preparate proprio per questo discorso qua, che basta che chiami, e io difatti ringrazio anche tantissimo i miei volontari proprio per la velocità anche nell'arrivo delle emergenze, se cade un albero o quant'altro, o per sorveglianza frane si parte alle 2, alle 3, alle 4 di mattina, non c'è orario, non c'è più orario. Da novembre con noi non c'è più orario, proprio per il discorso di questo maltempo. Christian da studio ricordava l'allerta gialla prevista per questi 2 giorni, squadre quindi sempre pronte. Sempre squadre sempre pronte, e siamo anche in collaborazione con il gruppo degli alpini qui della Protezione Civile di Valdobbiadene, che abbiamo una collaborazione, noi facciamo la zona alta e gli alpini fanno la zona bassa, e quindi se noi abbiamo bisogno loro sono in supporto, come loro hanno bisogno noi siamo in supporto. Però io ringrazio anche tanto il mio discorso del mio coordinatore Luca Favero, che è il nostro coordinatore della zona 2, perché qua siamo sul territorio zona 2, che anche quello, se ci sono problemi, mette a disposizione altri volontari per mettermi in supporto, perché tante volte noi siamo in 28 persone, però tante volte per coprire tutti i turni c'è proprio quel bisogno di integrare altre persone. Però le associazioni che ho, Pederoba, Segusino, Miane e quant'altro, sono tutte al mio fianco. Cioè io chiamo anche con Pederoba, che abbiamo fatto un problema perché difatti adesso i problemi sono tutti problemi di inondazione e acqua.
Noi siamo nati come antincendio boschivo, però adesso l'emergenza è proprio al contrario, acqua a volontà per tutti. Un clima che cambia e abbiamo visto gli effetti. Cristian, da Valdobbiadene per ora è tutto. Noi nelle edizioni della sera vi daremo conto di altre frane che sono qui in zone che a piedi noi non riusciamo a raggiungere in questo momento. Lo raggiungeremo con le nostre auto e vi faremo vedere le immagini di queste frane che stanno devastando di fatto questo territorio. Nel frattempo sta ricominciando a piovere più copiosamente. Ti lascerei con l'immagine di questa frana, ringraziando il mio ospite Cristian Tessaro. Cristian, invece tu, se hai domande da studio, io sono qui. Guarda, ti lascio lavorare, Edi, la situazione non è semplice anche oggi, quindi grazie a Edi Caliman, Nicoletta Rizzetto, grazie soprattutto ai volontari dell'AVAB con cui siamo costantemente in contatto, in particolare appunto Cristian Tessaro che rappresenta l'AVAB di Valdobbiadene tra le più attive. E a proposito di maltempo, a proposito di conta dei danni, la sta facendo questa conta la provincia di Treviso, che è arrivata a quasi 2 milioni di euro. 2 milioni di euro di danni solo per le scuole provinciali, quindi gli istituti secondari, le scuole superiori e le strade provinciali. Così il presidente della provincia Marcon. Al momento il conto dei danni ammonta ad 1.940.000 euro, in aumento rispetto alla prima stima di 1,5 milioni, e non credo sia ancora definitivo perché alcune azioni sono ancora in corso. Il report aggiornato del Sant'Artemio si concentra dunque sulle azioni di massima urgenza. Per le opere definitive si potrebbe aprire un capitolo a parte, anch'esso tutto da scrivere. La dimensione del maltempo delle scorse settimane sta nei numeri e quelli dell'ente provincia si riferiscono solo a strade provinciali e scuole superiori, che sono ambiti di competenza. 315.000 gli euro spesi per la pulizia dai detriti e dal fango con relativi sgomberi, oltre 1.600.000 l'importo per il pronto intervento sulle arterie, rimozione frane, ricostruzione scarpate rose, messa in sicurezza dei versanti da Castelcucco ad Asolo, da Pederobba a Cison. Le situazioni più critiche le abbiamo nella SP 248, nella 150, le abbiamo nella zona di Valdobbiadene con una frana in località Madean, le abbiamo nella zona della strada provinciale 1 Mostacin e quindi in quel di Monfumo. Sono situazioni che sono state messe in sicurezza, però fabbisognano di un ripristino e di un lavoro importante per consolidare quei tratti stradali in modo tale che non patiscano nel futuro rischi di crollo. La speranza, che è anche messaggio politico, è che i livelli superiori intervengano sia a favore degli enti che dei cittadini colpiti. L'auspicio è che vengano messi a disposizione nel più breve tempo possibile dal livello governativo i fondi per ristorare i danni ai tanti cittadini e alle tante imprese colpite dall'evento alluvionale, e speriamo che vengano in qualche modo ristorati presto. E non va meglio, anzi, nella bassa padovana, dove resta drammatica la situazione delle aziende agricole in particolare. Le campagne sono impraticabili, completamente tutte le semine sono andate, i fossi sono ancora pieni di acqua. Guarda desolato i campi finalmente asciutti, uno dei contadini che ha l'azienda nelle terre a ridosso del Frattagorzone a Megliadino San Vitale. Anche in passato si erano registrati allagamenti, ma la piena del 16 maggio rischia di portare gli agricoltori alla rovina. Dopo 2 settimane l'acqua se ne è ritirata qualche ora fa in determinate areali. C'è anche una constatazione che amareggia perché il territorio è vasto e quindi come agricoltori la preoccupazione è quella che se dovesse succedere un anno sì, un anno no, quello che sta succedendo ormai negli ultimi anni, produrre non è più conveniente. Allora si deve trovare una decisione: o siamo un bacino mega galattico che occupa tutto il territorio o alla fine, e ci date anche un pagamento per questo, oppure si trova una soluzione. Zona di terre basse, qui convergono in caso di emergenza le acque da Verona, Vicenza e dal Montagnanese, ferme le idrovore in caso di piena, il Frattagorzone scarica su campi di mais, frumento, soia e ortaggi. Ecco, questa è la manutenzione, poi decidete voi che cosa si può fare.
E come possiamo noi fare impresa? Come possiamo fare impresa con queste condizioni dei canali? Seminiamo ancora o ci conviene lasciare tutto incolto? Perché se non si fanno dei lavori per poter pulire questi benedetti fiumi principali, che è un fiume che passa per 4 province e porta via l'acqua per non so quanti paesi, no, è in condizioni disastrose, non lo so, come arriva la piena viene sfogata nei nostri campi, stiamo pensando se seminare ancora o no. I nostri figli dicono per carità, non vogliamo neanche più saperlo. Questa è la realtà ad oggi, non si sa il futuro come sarà. Ok, va bene, ciao. E c'è anche un canile nella bassa padovana a rischio inondazione, quello di Merlara. La bomba d'acqua che si è scatenata qualche giorno fa sul Frattagorzone nella bassa padovana ha messo a rischio inondazione anche il canile di Merlara e così il parco zoofilo di Piazzola sul Brenta, che in 20 anni ha raccolto quasi 6.000 cani, ha raccolto l'allarme e alcuni amici a quattro zampe sono stati immediatamente trasferiti lì. Oltretutto le due realtà avevano firmato qualche anno fa un patto di reciproca assistenza in caso di calamità naturali e la solidarietà ha coinvolto anche le persone, oltre che gli animali ospitati nelle due strutture. La coordinatrice dei dipendenti del canile di Presina, infatti, ha avuto la casa allagata nell'inondazione del 28 febbraio a Vicenza ed è partita così dal canile San Francesco una gara di solidarietà sui social e proprio il canile ha aiutato lei e la sua famiglia a sistemare l'abitazione. Ritorniamo sul caso del giorno, questa home page del Mattino di Padova. Vi mostro alcuni titoli della stampa locale e nazionale. Donna caduta dal cavalcaviene 4, non era suicidio, il compagno fermato nella notte per omicidio. Il Fatto Quotidiano, quindi andiamo sulla stampa nazionale, donna precipita da un cavalcavia sull'autostrada 4, non si è buttata, l'ha uccisa il compagno fermato. Tutti ne parlano e non potrebbe essere altrimenti. Noi abbiamo chiesto delucidazioni per quanto possibile, le prime informazioni, quelle ufficiali direttamente al questore di Padova Odorisio. L'ha fatto pochi minuti fa per noi il nostro Francesco Rattai. Così dunque il questore di Padova. Sì, purtroppo siamo qui a commentare l'ennesima tragedia, questa volta la vittima è una giovane mamma di 34 anni, un'altra vittima è il figlio della coppia di appena 3 anni e a loro va il mio pensiero. Sicuramente un fenomeno, una piaga, la definirei, sulla quale tanto è stato fatto, ma ancora tanto c'è da fare, tanto impegno da parte di tutti. Quella che inizialmente si presentava come un'ipotesi suicidiaria, di suicidio, man mano che gli investigatori sia della polizia stradale che della squadra mobile della scientifica raccoglievano gli elementi, non collimava appunto con l'ipotesi di un suicidio. È stata anche ricostruita la cosiddetta vittimologia, ovvero sia è emerso nell'ambito del rapporto di coppia una relazione che ormai era tossica, una relazione che stava per concludersi, con episodi sfociati poi in violenza non solo verbale ma anche violenza fisica, sino praticamente al tragico epilogo dell'altra notte alle 3:30. E quindi ieri sera le prime parziali ammissioni, tanto che il pubblico ministero si è recato negli uffici di polizia, quindi c'è stato l'interrogatorio, al termine del quale, sussistendo appunto gravi, precisi e concordanti indizi di reità in ordine al reato di omicidio volontario aggravato, il pubblico ministero ne ha disposto il fermo, che è stato eseguito dai poliziotti che lo hanno portato quindi in carcere. La ragazza aveva denunciato qualcosa, qualche violenza in precedenza? Anche qua, sempre nell'ambito della cosiddetta vittimologia, non c'erano state segnalazioni né in ambito domestico familiare né da vicini, quindi un epilogo abbastanza, diciamo, inatteso, così è, ripeto, tragico.
La Stampa, donna caduta da un viadotto sulla 4, non era suicidio, è stata uccisa, il compagno fermato per omicidio volontario. Di questa notizia se ne sta occupando tra l'altro in questi minuti, vedo che le agenzie vengono battute anche dalla stampa internazionale. E a proposito di femminicidi, di violenza di genere, ritorniamo su un caso ancora tutto da decifrare, il delitto di Anika Panfile, la 31enne romena trovata morta un anno fa su un'ansa del Piave, scusate, a Spresiano. Come sapete c'è un sospettato che appunto sarebbe il suo ex datore di lavoro, ma c'è un altro sospetto, che la donna potrebbe aver assunto della cocaina a sua insaputa prima del delitto. La certezza è che la donna nel sangue aveva un'elevata quantità di cocaina. Fra le ipotesi della procura, quella che la vittima possa essere stata drogata a sua insaputa. Per questo sono stati effettuati ulteriori esami ed accertamenti. Anika Panfile, la 31enne romena, fu trovata morta in un'ansa del Piave a Spresiano il 23 maggio 2023 da un pescatore. Per il delitto della donna è in carcere il suo ex datore di lavoro, Franco Battaggia, l'ultima persona che l'ha vista viva. Secondo le indagini degli investigatori, il giorno in cui Anika incontrò l'uomo, i due, dopo aver avuto un rapporto sessuale, avrebbero iniziato una lite poi degenerata. Il 77enne imprenditore nel settore ittico l'avrebbe colpita, soffocata e poi avrebbe gettato nel canale della Vittoria il corpo. L'autopsia accertò una quantità rilevante di droga, troppa per averla assunta lei stessa? Gli esami eseguiti non hanno però potuto accertare se la donna avesse assunto spontaneamente o meno lo stupefacente. Violenta rissa a Mogliano Veneto, un uomo è finito in ospedale, i carabinieri hanno identificato una decina di persone. Una discussione, una lite per futili motivi degenerata in una rissa. Una quindicina le persone coinvolte fra i 23 e i 46 anni, alcune armate di cocci di bottiglia. Il fatto è avvenuto alle 3 del mattino del 25 maggio scorso in via Marconi, a Mogliano Veneto. Uno sguardo, una parola di troppo nei confronti di una ragazza e in un attimo è scoppiato il caos. Una persona con tagli sul corpo è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari in ospedale. Immediata la segnalazione ai carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e soprattutto i responsabili della lite. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, 10 persone, tutte residenti in zona, 3 stranieri, il resto italiani, sono state identificate e denunciate per rissa. Ritornerei su un fatto davvero eclatante che vi abbiamo raccontato anche ieri, quel bar razziato dai ladri a Caldogno per la 10ª volta in 16 anni, con l'esasperazione raccolta, l'esasperazione del titolare. Hanno divelto la serratura della porta d'ingresso e scardinato la grata della porta interna del locale. Siamo a Caldogno e per il bar Enal si tratta del 10° furto subito in 16 anni, in cui oltre alle monete delle slot sono stati portati via sigarette e dolciumi. Siamo venuti qua, la signora che ci dà una mano al mattino, alle 5:30 mi ha chiamato che non riusciva a aprire la porta d'entrata. Perché non riusciva? Sono venuto qua, io l'ho aperta. E abbiamo notato i danni che sono stati fatti nella porta d'entrata e nell'altra porta d'entrata, in tutte e due scardinate e divelte. Tutto è successo nella notte tra domenica e lunedì. Ad immortalare i movimenti dei due le telecamere dell'impianto di videosorveglianza. Che cosa vi hanno portato via? Tutto l'incasso delle slot. E anche le sigarette? Sigarette, dolciumi varie, gomme, caramelle e via dicendo, tutto lì. È la 10ª volta in 16 anni? Sì. È la 10ª volta in 16 anni, esatto. Voi avete anche le telecamere? Sì, è stato tutto registrato. Però vedremo adesso, perché è il vaglio dei carabinieri, della polizia locale, se riusciranno in qualche maniera a risalire ai malfattori. Voi siete un po' esasperati da questa situazione? Abbastanza perché tutto sommato noi lavoriamo anche bene, però queste cose qua penalizzano sempre di più chi lavora onestamente.
E ritorniamo alla giornata di ieri perché si è corso un gravissimo rischio nel pomeriggio intorno alle 17 a Postioma di Paese, dove un pullman che tuttora non è stato identificato è rimasto bloccato tra le sbarre del passaggio a livello di via Visentino. Un automobilista ha segnalato la situazione al 112 e dalla centrale operativa dei Carabinieri di Montebelluna è stato dato l'allarme agli uffici competenti di Trenitalia, che hanno subito bloccato da remoto e in tempo il treno regionale che entro pochi minuti doveva transitare in quel punto. Sono state sbloccate le sbarre e il pullman è potuto così ripartire. La viabilità sia ferroviaria che stradale è stata ripristinata, ma il conducente del mezzo poi si è dato alla macchia, non si è fermato dunque per fare ammenda, ma capite che si è corso davvero un grossissimo pericolo. Così dunque ieri pomeriggio a Postioma di Paese in via Visentina. E sempre per la cronaca parliamo di baby bulli, di baby gang, andiamo a Portogruaro per dei fatti particolarmente gravi. Non solo angherie e soprusi verso i coetanei. Secondo le forze dell'ordine, una mezza dozzina di giovanissimi avrebbe anche derubato le proprie vittime. Per questo il commissariato e la stazione Carabinieri di Portogruaro hanno notificato complessivamente 6 misure di prevenzione nei confronti di un maggiorenne e 5 minorenni. Al maggiorenne è stato notificato un foglio di via obbligatorio dal comune di Portogruaro della durata di 2 anni. I provvedimenti a carico dei minorenni sono 3 avvisi orali e 2 divieti di accesso e stazionamento per ragioni di sicurezza in determinati luoghi della città della durata di 1 anno. Le misure disposte dal questore di Venezia Gaetano Bonaccorso, pur di carattere amministrativo, limitano la libertà di movimento, con l'obiettivo, si legge in una nota, di tutelare i minori, sia le vittime che gli autori dei fatti contestati, che potranno riflettere su valori fondamentali come il rispetto delle regole e per gli altri. Tra l'altro il questore di Venezia Gaetano Bonaccorso ha disposto 7 DASPO, Willy e un foglio di via ad altrettanti giovani fermati poco prima di una rissa a Mestre, quindi rimaniamo nel veneziano. Il fatto è avvenuto lo scorso 11 maggio quando una pattuglia delle volanti e militari del reggimento Lagunari hanno intercettato un gruppo di ragazzi, alcuni dei quali con il volto travisato, che si stavano dirigendo verso Corso del Popolo armati di mazze, bastoni e bottiglie di vetro. Gli agenti hanno quindi allertato la centrale operativa della questura per chiedere l'intervento di alcune pattuglie di rinforzo. La polizia e i militari hanno quindi bloccato il gruppo di giovani, tutti poi identificati e perquisiti, sequestrando loro armi da taglio e altri strumenti atti a offendere. Dopo questo intervento il questore ha disposto 8 misure personali di prevenzione formalizzate tramite la divisione anticrimine nei confronti dei giovani, alcuni dei quali minori. Quindi vi abbiamo raccontato nel servizio di Filippo Fois quello che è successo a Portogruaro, così dunque a Mestre DASPO per 8 giovani, ci sono anche dei minorenni. Ovviamente su questa notizia ritorneremo nel corso delle nostre edizioni. Allora, noi abbiamo qualche istante di pubblicità, siamo pronti a ritornare in studio per darvi tutti gli aggiornamenti sul fatto del giorno, il femminicidio di Vigonza. A questo punto dobbiamo chiamarlo così, soprattutto dopo le parole pronunciate ai nostri microfoni, ai microfoni di Francesco Ratai da parte del questore di Padova Odorisio. Quindi ci sono delle parziali ammissioni e il quadro non lascerebbe spazio a dubbi. Grazie davvero Alessandro Granzera in regia. Queste le immagini del cavalcavia fanno impressione anche perché la donna 34enne sarebbe stata lanciata per l'appunto dal compagno oltre le barriere che vedete, e quindi anche qui bisogna capire la dinamica e cosa sia successo poco prima. È probabilissima una lite, quindi questo gesto al culmine di una lite, un gesto folle, assolutamente cruento, crudele, chiamatelo come volete. Avete visto poi il segno sull'asfalto, la donna è caduta più o meno in quella zona e lì poi è stata travolta dai mezzi in transito. Parliamo appunto di una coppia che viveva a Vigonza, poco fa avete sentito anche le testimonianze dei vicini di casa, insomma lascia questa giovane donna, lascia un figlioletto
di 3 anni. Anche questo è un aspetto che aggiunge amarezza, sconcerto a una vicenda già di per sé dell'orrore. Non ci sono davvero altre parole. Noi ci troviamo fra pochissimo. Di nuovo in diretta per proseguire il nostro racconto di questo giovedì 30 maggio a Nord-Est, con la notizia del giorno, con questo ennesimo femminicidio che si registra nella nostra regione. Vi mostro le prime pagine dei giornali, perché così avete una dimensione della portata dell'orrore, perché di questo si tratta. A Padova, 33enne precipita dal cavalcavia sopra la 4, uccisa dalle auto, fermato il compagno, sul corpo dei lividi, il giallo delle ultime ore. Poi c'è il Mattino di Padova che parla di donna caduta dal cavalcavia 4, non era suicidio, il compagno fermato nella notte per omicidio. E poi avete sentito tutti, se ci state seguendo fino all'inizio, le parole del questore di Padova, Odorisio, che lascia davvero poco spazio ai dubbi. Quindi l'ennesimo femminicidio. E vedo che si è già collegato Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Buongiorno Martella, do anche il buongiorno, sono qui in studio ai miei ospiti, ai miei altri 2 ospiti, Edi Florian, presidente e direttrice di Dimensione Danza. Poi parleremo di una iniziativa specifica molto importante contro il disagio giovanile, le depressioni e quant'altro, e Ivan Scremin, che tutti voi conoscete, presidente dell'associazione Il Filo di Simo. Do tempo a Martella di posizionarsi qualche secondo, ma vorrei chiedere un vostro commento a caldo su questa vicenda. Florian. Allora, buongiorno intanto. Purtroppo anche oggi abbiamo ricevuto questa bruttissima notizia, e purché se ne parli molto di femminicidi, continuano a replicarsi queste bruttissime e tremende situazioni. Ovviamente da donna penso a tutte queste donne, queste ragazze che sono vittime all'interno delle mura domestiche, quindi all'interno di un luogo dove dovremmo essere più protette di persone che purtroppo le considerano come un oggetto che nel momento in cui l'affetto e l'amore non esiste più si possono eliminare come lanciare un sasso dal cavalcavia. È una triste notizia e io spero che possa essere l'ennesimo esempio per tanti uomini di bloccarsi prima di fare questa tremenda azione. Le autorità, noi stessi dovremmo impegnarci tantissimo, e l'impegno c'è, perché comunque dopo ne parlerà anche Ivan, l'impegno c'è verso questi atti, eppure ci sono ancora persone che non riescono a pensare. Sento più nulla. Eppure continuiamo appunto a raccontare questi fatti. Scremin. È una cosa tristissima, il fatto che gli uomini non abbiano più la forza di fermarsi e trovino lo sfogo in un diniego. Il fatto di aggredire le donne in questa maniera, che è un susseguirsi, è una cosa molto preoccupante, anche perché non c'è una linea di diminuzione, ma c'è una linea di aumento, e anche con caratteristiche molto, molto violente, perché adesso gettare una persona giù da un cavalcavia ci fa riflettere profondamente. Sul grado di violenza, sì, ecco, che si può raggiungere. Allora, Andrea Martella mi sente? Allora, Andrea Martella forse si sta ricollegando nuovamente, perché volevo una sua reazione, partire proprio da qui, perché più volte ci siamo occupati di violenza di genere anche con Martella. Possiamo dire che, eccolo qua, lo vedo, forse ci sente il segretario del Partito Democratico del Veneto. Segretario, mi sente? Sì, buongiorno, la sento. Non sono riuscito purtroppo a sentire invece i commenti dei vostri ospiti, però credo che di fronte a quello che è successo non è
più sufficiente nemmeno il cordoglio e l'esternazione del nostro dolore. È una scia infinita quella che riguarda il nostro paese, che riguarda anche il Veneto, è una tragedia che continua e questo deve davvero chiamare tutti quanti noi, le istituzioni, la società a fare di più per non lasciare le donne sole, per proteggerle, per intervenire tutte le volte che è necessario e per fare in modo che possa avanzare di più nel nostro paese una cultura del rispetto basata non sul possesso ma appunto sul rispetto delle persone e sulla capacità quindi di intessere questo tipo di relazioni. Di fronte a tutto questo penso che noi non ci dobbiamo però rassegnare. È vero, è un'ennesima tragedia, però non ci dobbiamo rassegnare, dobbiamo continuare a fare questo lavoro nelle istituzioni e nell'educazione, soprattutto a partire dai più giovani, per costruire un vero e proprio nuovo alfabeto dei valori e nelle relazioni. Alfabeto dei valori, Florian, è un'espressione significativa. Molto. Molto, e noi come educatori, come insegnanti abbiamo un grandissimo compito che è quello di portare avanti e di riportare nei primi posti questo valore del rispetto verso i ragazzi, anche tra di loro, verso gli adulti, ma soprattutto l'affetto che noi proviamo verso il prossimo deve essere trasferito a tutte le persone con le quali noi conviviamo tutti i giorni. Io lavoro con bambini e ragazzi nella scuola Evento Danza da tantissimi anni e il valore del rispetto è la prima cosa, prima ancora di cominciare a imparare i primi passi di danza. Allora, veniamo alla politica con Andrea Martella, poi con Scremin e Florian entreremo nel merito di un importantissimo progetto e di una bella iniziativa per sabato. La politica, e non potrebbe essere altrimenti quando mancano meno di 10 giorni al voto. Vi do lettura di questa agenzia. La Camera celebra Giacomo Matteotti, Meloni ucciso dallo squadrismo fascista. Lei, Martella, era presente a questa cerimonia, se non sbaglio? Io ancora non vi sento. Non ci sente Martella? Purtroppo io non vi sento. Non ci sente capisco la ragione. Segretario. Allora, proviamo a ricollegarci nuovamente con Martella. Allora, Martella, magari ci sentiamo via WhatsApp, vediamo di capire cosa sta accadendo a questo collegamento. Ci sono dei problemi audio. Allora, dicevamo, ritorno da voi, è il bello della diretta. Allora, questo problema della violenza di genere, Florian, voi come lo risolvete? Cioè, la vostra associazione si occupa di progetti sociali, poi lo vedremo, ma appunto ha a che fare, immagino, con tanti giovani, tante giovani. E come lo affrontate? Allora, la nostra Evento Danza nasce come una scuola di formazione di danza a tutti i livelli, dove le porte sono aperte per i bambini dai 4 fino all'età adulta. Il mio obiettivo è stato comunque da sempre insegnare un'attività sportiva, un'attività artistica, avvicinando i bambini e i ragazzi, avvicinandoli con rispetto, con impegno, con serietà, un luogo dove ci si diverte, ma anche il divertimento ha delle regole e ha comunque un impegno da portare avanti. Quest'anno, come negli anni scorsi, abbiamo organizzato un grande evento che si terrà sabato al Teatro Comunale di Treviso Mario del Monaco, con 2 repliche alle ore 17 e alle ore 21, e l'evento sarà uno spettacolo di danza con una grande finalità, è una finalità benefica. Tutto il ricavato di entrambe le repliche verrà consegnato al Filo di Simo, all'associazione del Filo di Simo. Vedo Martella che si è ricollegato
Nuovamente ce la facciamo, Martella. Allora dicevamo, questa celebrazione alla Camera, celebrazione per Giacomo Matteotti con la Premier Meloni che ha detto ucciso dallo squadrismo fascista. Lei era presente, sono parole importanti queste di Meloni, attese? Lei come le giudica? Beh, la verità, insomma, sono parole che richiamano una verità storica, politica ben conosciuta da tutti. Ricordiamoci che Mussolini anticipò e poi rivendicò l'uccisione di Matteotti. Oggi è stata una giornata molto emozionante. Da 30 maggio di 100 anni fa Matteotti aveva pronunciato quel famoso discorso, fu uno degli oppositori più intransigenti del fascismo, non ebbe mai alcuna esitazione, lo fece sempre sostenendo i valori della libertà, della democrazia, della giustizia sociale e anche il ruolo del Parlamento. Peraltro era una grandissima figura proveniente dal Veneto, dal nostro territorio, da Fratta Polesine. Pochi giorni fa lo abbiamo già celebrato con una presentazione del libro, ci presteremo il 10 giugno nell'occasione dell'anniversario del tragico assassinio di intervenire ancora sulla sua figura molto attuale. Basti ricordare che Matteotti nel 1923 pronunciò un discorso allora sulla necessità di arrivare agli Stati Uniti d'Europa. Ecco, pensiamo quante queste parole siano attuali e come il suo esempio morale, civile e politico sia un esempio che dovremmo sempre tutti quanti tenere in considerazione. Allora, di questo e altro ovviamente, di fascismo, destra europea, abbiamo parlato tanto in queste settimane, ma i temi della politica sono tanti, soprattutto in questi giorni, in queste ore. C'è il primo che da parte del governo ha un tema da sempre divisivo, quello della separazione delle carriere. È già bufera. Lei, Martella, che posizione ha in merito? Diciamo che è stato evidenziato che il patto che regge le forze politiche che attualmente governano il nostro Paese è basato su tre questioni. Da un lato l'autonomia differenziata, il premierato ed infine la separazione delle carriere. Un po' in ultimo è arrivata anche ieri in Consiglio dei Ministri la separazione delle carriere. Avete visto, si sono levate molte proteste anche nell'ambito della magistratura. Certo, una riforma della giustizia è necessaria, ma una giustizia che deve avere dei tempi più rapidi, soprattutto in favore dei cittadini, e qui c'è il rischio invece che il sistema giudiziario e la magistratura possa essere condizionato dal potere politico, e quindi una riforma che credo farà discutere, così come stanno facendo discutere delle altre. Dell'autonomia differenziata abbiamo detto tante volte, al momento è una chimera un po' irrealizzabile, priva di risorse. Il premierato è un progetto invece, quale sono intervenuto in questi giorni anche al Senato durante la discussione, durante le votazioni, è un progetto che rischia di svilire il ruolo del Parlamento, di ridurre pesantemente il ruolo del Capo dello Stato e anche in questo caso di assoggettare tutto alla volontà di un Premier eletto direttamente. Ecco, penso che sia una china di cui noi non avremmo bisogno, perché la democrazia rappresentativa, così come l'abbiamo conosciuta nel corso di questi anni, è maggiormente garanzia della partecipazione democratica di tanti soggetti e non delle decisioni di uno solo. Quindi ecco, voi siete particolarmente preoccupati da questa riforma. Tra l'altro ieri ci sono state anche vivaci proteste in Parlamento. Sì, siamo preoccupati da questa riforma, però se si guardano anche i banchi della maggioranza di centrodestra si vede come ci sono opinioni diverse anche tra Fratelli d'Italia, la Lega e Forza Italia, e quindi mi pare che l'unica notizia vera è che tutto è stato rinviato dopo le elezioni europee, come io, lei si ricorderà, avevo anticipato forse in qualche occasione. Né l'autonomia né il premierato sono state approvate in via definitiva. Se ne riparlerà dopo le elezioni europee, vedremo quali saranno i rapporti tra le forze politiche anche all'interno della maggioranza
e vedremo come proseguirà la discussione, sapendo che quella del premierato è qualcosa che ha bisogno di più letture del Parlamento, trattandosi di riforma costituzionale. Metto in evidenza un punto: vengono ridotti i ruoli del Capo dello Stato, il quale non può più sciogliere le Camere, il quale conferisce l'incarico ma solamente perché glielo dice il Presidente del Consiglio. Insomma, anche oggi a Venezia l'altro giorno, in tante occasioni, abbiamo visto quanto sia amato il Presidente della Repubblica e quanto il Presidente della Repubblica, al di là della persona, sia in una società polarizzata, conflittuale, come spesso sono le nostre società, un elemento di garanzia. Ecco, il rischio è che questo elemento di garanzia che rappresenta tutti i cittadini venga meno, e quindi per noi è un fatto negativo. Ultima questione che riguarda da vicino anche i nostri territori, soprattutto i nostri territori, Martella, è quello dei fondi PNRR. Di fatto c'è questa bozza di provvedimento del MEF che andrebbe a tagliare ai comuni le risorse, ai comuni quelli più virtuosi, che più hanno investito nel PNRR. I sindaci sono ovviamente sugli scudi. Eh sì, è una bozza di decreto, speriamo che tale rimanga, abbastanza illogica. L'abbiamo messo in evidenza subito appena entrati in possesso di questo materiale, e abbiamo chiesto che il governo la ritiri, perché non è possibile che un comune che ha fatto di più per utilizzare le risorse del PNRR a favore di progetti, asilo nido, parchi, rigenerazione urbana, adesso si trova sottratti degli altri soldi, ma peraltro nella parte corrente, e questo dovrà indurre i sindaci a aumentare le tariffe, le tasse per i cittadini. Questo è un fatto molto negativo. Ho visto che molti sindaci anche del nostro territorio, compreso quello di Treviso, di Vicenza e altri, hanno giustamente protestato. Nel governo per il momento si palleggiano le responsabilità tra il Ministro dell'Economia e il Ministro dell'Interno, e noi abbiamo chiesto che questa bozza di decreto, questo decreto, venga ritirato, perché è del tutto illogico e finisce per penalizzare i comuni che si sono comportati meglio. Alla fine vorrei solamente dire che ho avuto un po' il modo di ascoltare quello che hanno detto i suoi ospiti, e davvero voglio ringraziare per il lavoro che fanno. Io sono davvero convinto che noi riusciremo a costruire una società migliore se riusciremo a estirpare, a sradicare questa cultura del possesso, e a fare in modo che, soprattutto da cominciare dalle scuole e anche attraverso lo sport, attraverso le parrocchie, si possa fare una vera e propria rivoluzione culturale che possa educare i nostri giovani, che anche nelle scuole si possa imparare questo tipo di educazione sentimentale. Ed è quello che ci auguriamo tutti, che qui veramente la cronaca non ci dà nessun tipo di tregua. Grazie senatore Martella, ci aggiorniamo ovviamente nei prossimi giorni. Qui la campagna elettorale ormai è agli sgoccioli, quindi dobbiamo per forza aggiornarci. Grazie Martella, buon lavoro. Grazie, buon lavoro. Educazione sentimentale, educazione affettiva, qui i termini si sprecano sempre, Floriana. Sì, abbiamo tantissimi strumenti per poter avvicinare i giovani a queste tematiche, però ogni giorno ci troviamo davanti ancora a queste situazioni molto tristi e drammatiche. Ovviamente noi nel nostro piccolo cerchiamo di trasmettere dei valori sani, profondi, pochi valori ma importanti. Poi sta anche alle famiglie a darci una mano, ovviamente, a consolidare questi valori, perché comunque i valori nascono nelle famiglie. Noi come educatori, come insegnanti, l'arte, la musica, la danza, lo sport servono a consolidarli. Ovviamente chi mette il seme è la famiglia, poi noi con il poco tempo che abbiamo a contatto con questi ragazzi siamo i consolidatori di questi valori. Ovvio che attraverso la danza, l'arte e tutte queste, diciamo, e questa bellezza che cerchiamo di far vivere, assaporare, respirare i nostri giovani, speriamo che anche i valori siano più consolidati rispetto a tutti quei ragazzi che non hanno la fortuna di avvicinarsi a queste bellissime iniziative.
Ma lei, Scremin, come si spiega? Lei da anni, poi ne parleremo, ma ne abbiamo parlato tante volte, si occupa di disagio giovanile, soprattutto delle fasi più critiche. Ma come si spiega questa violenza, che non riguarda solo i giovani, perché qui oggi stiamo parlando invece di un uomo, di un uomo maturo? Ma nei giovani, dal nostro osservatorio così, abbiamo visto che la fragilità che si portano dentro rimane chiusa e all'improvviso, quando si trovano di fronte a dei dinieghi perché non sono più abituati, c'è uno scatto di violenza. In questo caso, che è un adulto, comunque dal mio punto di vista subentra anche in questo caso il rifiuto da parte di una donna, che deve essere accettato, ma molto probabilmente viviamo in un contesto dove il rifiuto è una cosa che non si accetta, e forse la differenza sta che si risponde con tanta violenza. L'altra cosa che ci fa rattristare è anche il fatto di queste donne che purtroppo non riescono a sganciarsi da questi rapporti tossici, e anche chi è intorno a volte non si accorge che questo rapporto tossico diventa difficile. Ma voi come Filo di Simo vi occupate ovviamente di depressione, disagio giovanile, non solo, prevenzione dei suicidi. Avete mai intercettato in questi anni anche situazioni di questo tipo, cioè violenza di genere? Allora, noi purtroppo, io come persona esterna all'area PSI non abbiamo conoscenza dei temi trattati. Noi abbiamo una fascia di età che va dai 12 ai 27 anni e sono disagi più individuali. Disagi più individuali e che quindi non sono dei disagi collegati a delle situazioni simili. E il fatto è che anche nel disagio individuale all'interno ci sono delle situazioni che si scatenano nella violenza, e quindi io credo che sia una cosa che va al di là di un disagio giovanile. Credo che dipenda proprio dal fatto, come diceva la Edi, che c'è la necessità di insegnare ai ragazzi già da piccoli del valore del rispetto della donna, perché molto probabilmente questo passa in secondo piano e poi ci troviamo a dover affrontare argomentazioni del genere che sono, dal mio punto di vista, sono tragicamente vergognose. Tra l'altro vi devo dare un'altra notizia di cronaca con i carabinieri di Valdagno, in provincia di Vicenza, che hanno sottoposto a un ordine di custodia cautelare in carcere un cittadino indiano accusato di violenza sessuale nei confronti della nipote di 17 anni. I fatti sono avvenuti il 29 febbraio scorso in una casa di Arzignano. Nonostante le pressioni psicologiche ricevute volte a nascondere lo scandalo, quello che era ritenuto come uno scandalo, la vittima ha comunque trovato il coraggio di riferire l'accaduto. Le indagini dell'Arma Berica sono state difficili in quanto la ragazza non conosceva la vera identità del suo aggressore, né tantomeno era in grado di riferire elementi utili alla sua identificazione. Si parla poi anche di un quadro familiare segnato da una diffusa omertà. Comunque il 35enne è stato fermato dai carabinieri di Valdagno con il supporto dei colleghi di Voghera e anche con il supporto dei vigili del comune. Quindi anche questa una bruttissima vicenda. Allora facciamo così, qualche istante di pubblicità, poi ritorniamo in diretta per raccontarvi di una bella iniziativa solidale alla quale siete tutti invitati a partecipare, ma rimanete con noi. Di nuovo in diretta giovedì 30 maggio, vi stiamo raccontando quanto è successo a Vigonza, ci siamo collegati con Chiara Gaiani, abbiamo tutti i dettagli, avete sentito anche le parole del questore Odorisio, si tratta con ogni probabilità di femminicidio. Ovviamente ci ritorneremo nel corso dei telegiornali della sera, parliamo di una pagina veramente dell'orrore. Qui con i miei ospiti che vi ho già presentato, voltiamo adesso pagina, anche se comunque incidentalmente continuiamo a parlare di disagio, di depressione, di lotta al disagio giovanile e alla depressione con questa iniziativa che ci spiega Edi Florian.
Allora, come evento danza, noi ogni 2 anni organizziamo uno spettacolo di danza che però ha come scopo la beneficenza. Scegliamo delle tematiche che siano molto legate alla realtà, soprattutto al mondo dei giovani, in quanto è il mondo con il quale noi colloquiamo tutti i giorni, e questo spettacolo di danza che si terrà sabato 1 giugno al Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso, con 2 repliche, già tutte e 2 sold out, quindi questo ci rende veramente felicissimi, perché è una scuola di danza che affronta un tema molto importante per i giovani, ha riscosso un grandissimo successo e soprattutto molte richieste. L'evento ha come titolo l'Italia dei giovani, e questo è il programma dell'evento. È uno spettacolo di danza che ha l'obiettivo di, attraverso la danza, fare un viaggio, un tour lungo tutte le regioni d'Italia. Ciascuna regione d'Italia sarà interpretata a livello di coreografia, parlando sia dei personaggi iconici che rappresentano ciascuna regione, ma anche usi e costumi che caratterizzano la regione stessa. Quindi un tour danzante da nord a sud, con musiche e scenografie dedicate alla regione, alla città o al personaggio iconico scelto. Questo evento è una grande collaborazione, in quanto è nato più che a 4 mani, io direi a 8 mani, in quanto abbiamo coinvolto l'assessorato alle politiche sociali di Treviso, la dottoressa Gloria Tessarollo, che ha creduto in questo progetto, in quanto per noi è un aiutare attraverso l'arte, lo sport e anche la socialità tutti quei ragazzi a rimanere connessi e a non essere distratti da le brutte realtà che magari possono incontrare all'esterno. Non connessi con il web o con i social, ma connessi emotivamente. Esatto, emotivamente, assolutamente, fisicamente e attraverso il corpo. Poi c'è la collaborazione del Filo di Simo, in quanto entrambi gli spettacoli verranno completamente devoluti a questa associazione con la quale io collaboro già da un paio di anni. Associazione che è attiva sul territorio, è tra le più attive sul territorio, anche se è di costituzione tutto sommato recente. Sì. Ivan Scremin più volte lo ha fatto, insomma Ivan ti chiedo di ricordare che cos'è il Filo di Simo. Il Filo di Simo è un'associazione che si occupa per la maggior parte del disagio giovanile, è un'associazione nata 3 anni fa circa a seguito del suicidio di Simone, mio figlio, e abbiamo cercato di creare una struttura che raccontasse storie diverse da quelle di Simo, quindi all'interno abbiamo ormai 15 psicoterapeuti che in base alle proprie competenze si organizzano di fare clinica, per clinica si intende fare le psicoterapie, cerchiamo di garantire le psicoterapie a tutti, interveniamo noi effettivamente con i soldi che raccogliamo per pagare chi non può permetterselo o in parte. Ad oggi, in questo quasi triennio, abbiamo avuto circa ad oggi 230 contatti di utenti, ne abbiamo più di 60 in accoglienza, 30 siamo orgogliosi di averli aiutati a raccontare storie diverse, e la nostra media purtroppo è di ragazzi dai 12 ai 27 anni. Ad oggi abbiamo cominciato anche a affrontare il discorso delle famiglie, perché come si diceva prima è importante creare una cultura da piccoli, e quindi oggi le famiglie, come diceva Eddie, sono fondamentali all'interno dei disagi, di stati depressivi, perché sono coloro le quali possono dare l'ascolto, l'aiuto e la presenza che è necessaria. Quindi allargate il supporto. Abbiamo allargato, abbiamo costituito un laboratorio che è partito, che si occuperà dei sopravvissuti, cioè li aiuta ad accettare il dolore, e un altro laboratorio che aiuta e spiega alle famiglie che hanno dei problemi di stati depressivi in casa più o meno quali possono essere le manovre utili per poter coesistere con questo, perché le famiglie sono quelle che a un certo punto sono quelle più coinvolte anche psicologicamente e anche fisicamente per portare avanti il progetto della famiglia, per portare fuori da questo tunnel chi soffre di stati depressivi.
E sono tanti, perché oltre 200 Sì, noi contatti ad oggi sono tanti. abbiamo avuto 220 contatti e quasi il 70% hanno attraversato sono stati in contatto con i nostri psicoterapeuti, e ad oggi abbiamo superato, credo, le 1200 psicoterapie. 1200 psicoterapie? Sì, circa. E sono in crescita esponenziale. Ecco, forse posso dire, la cosa che ci rende leggermente felici è il fatto che sono aumentate le richieste d'aiuto che una volta non c'erano, e quindi questo significa che le persone stanno cominciando ad essere più consapevoli della necessità di rivolgersi a dei professionisti per farsi aiutare. Quindi grazie alla vostra sensibilizzazione le persone sono più disposte, maggiormente disposte a chiedere aiuto? Sì, non solo la nostra, cioè, ci sono tantissime associazioni sul territorio, insomma, che si occupano di questa materia. Noi siamo una briciola di pane su un panificio, non è che siamo, però nel nostro piccolo abbiamo avuto, insomma, questo riscontro che per noi è una fonte, insomma, di soddisfazione. Poi tra l'altro connessa c'è tutta la partita della carenza di psicologi, di psicoterapeuti nella sanità pubblica e non solo, sì, quindi insomma voi fate un'opera anche di supporto nei confronti della sanità pubblica. Ma io credo che oggi il ruolo delle associazioni sia proprio questo, aiutare l'ente pubblico, perché la realtà è, ma non è, insomma, sono cose risapute, il CSM avrà passaggi per penso 3-4 mila utenti all'anno, e purtroppo loro si devono destreggiare con un numero ridotto di psichiatri. Noi siamo un po' più fortunati, ne abbiamo 14, quindi credo che stia diventando quasi un obbligo da parte delle associazioni di prestarsi. Siete una navicella più leggera. Ecco. Sì, siamo più leggeri ed è questo che ci aiuta. Ecco, io vi rimostro, ringrazio dalla regia, ve l'ha mostrato anche prima, questi sono i riferimenti, no? Sì. Scremin, della vostra associazione, quindi se avete bisogno di aiuto 351 503 2430 oppure info@ilfilodissimo.it. Avete capito che le offerte, il ricavato anche dell'iniziativa di sabato saranno devoluti a questa associazione per supportare di fatto anche chi non si può permettere. Sì, poi noi abbiamo allargato, adesso noi stiamo investendo molto nello sport e nella musica, perché faremo un concerto itinerante che partirà a ottobre, toccherà 5 comuni, perché l'obiettivo è quello di trasferire, quello che sta facendo anche la EDI, insomma, con i suoi eventi, di trasferire alla comunità che se noi siamo in grado di ridare il valore a questi ragazzi, molto probabilmente questi ragazzi si riprendono questo triste torpore e mettono in discussione le loro capacità, e sicuramente saranno storie diverse da quelle di Simo da raccontare. Storie diverse. Questo è il tema, ma Scremin, dal suo osservatorio vede un aumento quindi delle richieste di aiuto, c'è meno vergogna, ma c'è anche proprio un aumento delle situazioni critiche? Sì. Perché il tema è sempre questo, bisogna capire se c'è meno vergogna a parlarne oppure se c'è un aumento oggettivo dei casi. Allora, i casi purtroppo di suicidio non sono in diminuzione, anche se si pensa, ma non lo è. La realtà è che oggi le famiglie sono più consapevoli, parlandole, non solo noi, ma la comunità con tante altre associazioni si rendono conto che io porto sempre questo concetto ultimamente, che purtroppo le cose non capitano solo agli altri. Per quanto noi possiamo essere sereni nella nostra vita, siamo sempre esposti a degli eventi che noi non ci aspettiamo, quindi il fatto che da noi stanno aumentando le richieste significa che sì, è vero che aumentano le criticità, ma molto probabilmente le famiglie sono più consapevoli, hanno la necessità di capire. A me personalmente capita spesso di dover parlare con i genitori che ci chiedono se è il caso di muoversi in una certa maniera, quindi per noi è molto importante questo. Diciamo che io, Ivan, ti ho fatto la domanda, poi da cronisti lo vediamo anche noi, certo, che ci sono tanti casi, poi chiaramente se ne parla fino a un certo punto perché c'è sempre il rischio di emulazione, quando se ne parla è giusto dare poi i riferimenti a chi rivolgersi. Sì, ecco, io faccio un inciso. Allora, secondo me, anzi, sono convinto di questo. Suicidio non significa parlare di un qualcosa che poi creerà un evento uguale. Parlare di suicidio significa rendere consapevoli le persone, come è stato nel tumore fino a pochi anni fa. No, non se ne parlava, oggi se ne parla.
L'emulazione, chiaramente, se io parlo di suicidio poi metto i dettagli tecnici, è chiaro che c'è il rischio. Dipende sempre da come se ne parla. Esatto, e la differenza sta tutto nella comunicazione. Floriana. Sì, allora per noi quindi è un onore avvicinare i ragazzi, i giovani, ma soprattutto le famiglie, perché dietro ai nostri giovani ci sono delle famiglie che spesso sono sconnesse a certe situazioni della società, quindi il mio obiettivo è quello proprio di avvicinarle a queste associazioni, a queste realtà, perché è importante conoscere. Poi con questo non è un augurio che capiti nella propria famiglia, perché spesso a me viene detto ma da noi non succederà mai, e purtroppo invece sono delle situazioni che non riusciamo a controllare. Ecco perché la nostra, diciamo, il nostro intento, la nostra finalità di portare questi spettacoli, che sono ovviamente di allegria, di spensieratezza, perché la danza comunque è bellezza, ma che diventi uno strumento per avvicinare la società a realtà che seguono queste problematiche. Un'altra persona che ha collaborato e che per me è molto importante a questo evento è Donella del Monaco, al quale poi è stato intitolato anche il teatro di Mario del Monaco, che ha creduto a questo evento. Ci sono moltissime opere e moltissime musiche sue collegate alle nostre coreografie, e ha voluto anche lei sposare insieme a noi di Evento Danza questo obiettivo, questo diciamo, evento di beneficenza con la finalità, diciamo, di raccogliere fondi per il Filo di Simo. Quindi anche l'attenzione di questi artisti di nota fama verso i giovani. Quindi ricordiamo l'appuntamento. L'appuntamento è sabato 1° giugno, quindi fra 2 giorni. Il primo spettacolo alle ore 17, il secondo spettacolo alle ore 21 al Teatro Comunale di Treviso Mario del Monaco. Siamo felicissimi perché abbiamo già riempito entrambe le repliche, però insomma poi nei nostri social metteremo degli spezzoni dell'evento, e quindi potremmo diciamo, raccogliere l'entusiasmo anche delle persone che purtroppo non possono essere e quindi in, magari creare in presenza. Poi altri nuovi, nuovi eventi a sostegno del Filo di Simo, immagino anche della rete territoriale. Certo. Ivan, ti senti di lanciare un appello a chi ci sta guardando? A chi magari sta attraversando un momento di difficoltà, di disagio? Beh, l'appello è quello che insomma, noi cerchiamo di trasmettere sempre. Non bisogna aver paura di parlare, di mettersi anche in gioco. Si può uscire tranquillamente, si riesce a uscire da degli stati di grande difficoltà. Basta avere la forza di chiamare. Noi siamo a disposizione H24, se non dovessimo rispondere al telefono basta chiamare, lasciare un messaggio che poi saranno richiamate velocemente dalla nostra coordinatrice, quindi noi ci mettiamo a completa disposizione. Chiamate. Grazie Ivan Scremin, grazie Edi Florian, grazie per quello che state facendo. Noi ci ritroviamo alle 18:30, rientriamo in diretta con l'edizione veneta dei nostri telegiornali. Partiremo inevitabilmente dal dramma, dal femminicidio di Vigonza, poi vi aggiorneremo anche sul maltempo in corso. Come sapete e vi abbiamo raccontato in questa prima edizione, c'è un'allerta meteo, e poi ancora a Venezia questa mega operazione contro i furti in azienda. Insomma, anche oggi c'è tanto da raccontare. Subito dopo la sigla c'è il meteo, il documentario e poi il film del giorno. Quindi ci ritroviamo in diretta alle 18:30. Grazie alla regia di Alessandro Granziera con Tommaso Migotta. Per il momento è tutto, buon proseguimento di giornata.